Scusa un attimo, là, sono in palle 3. Ha impugnato proprio la registrazione mandato di una provincia autonoma, quella di Trento. Sì, e hanno fatto bene i ministri della Lega di non votare a favore, visto e considerato che non è una questione di battaglia politica, è una questione di principio, è un principio giuridico che noi abbiamo l'obbligo di difendere, visto e considerato che parliamo tanto di autonomia e di indipendenza, siamo davanti a una provincia a statuto autonomo, fra l'altro sancita dalla Costituzione, che è la provincia autonoma di Trento, che ha stabilito il suo numero di mandati, quindi è una prerogativa. Lo dice anche la Corte Costituzionale nella sentenza della Campania, della legge Campana, dice le regioni a statuto ordinario, cioè noi, non possono andare oltre i 2 mandati, ma quelle diciamo, a statuto speciale hanno assolutamente la possibilità di fissare il numero di mandati che vogliono e quindi si rispettino almeno le autonomie. Salvini però l'ha derubricata come una questione locale. Ma io direi che ha detto che è una questione locale, che aggiungerei che sta diventando un problema nazionale, visto e considerato che siamo nella dimensione, è ovvio che si decide localmente il numero dei mandati, ma è altrettanto vero che se finisce in Corte Costituzionale ci sarà dibattito e immagino che la Corte non possa smentire se stessa, visto e considerato che con la sentenza Campana si va nella direzione di dire che è stato scritto nero su bianco che le regioni a statuto speciale possono determinare il numero dei loro mandati, quelli a statuto ordinario no. Ecco, la Lega appunto ha votato contro e adesso quali saranno le prossime mosse, appunto, visto che come ha detto anche dal punto di vista giuridico non c'è una base per quello che è. Ma guardi, non glielo so dire, io non sono nella stanza di bottoni, mi occupo di Veneto, penso che comunque adesso si andrà in Corte Costituzionale, questa legge impugnata dal governo italiano verrà giudicata dalla Corte Costituzionale e immagino che la Corte possa confermare quello che ha già detto nella sentenza della Campania, ovvero che le regioni a statuto speciale possono definire il loro numero di mandati. Su questo e su altri temi, qualcuno ha detto questo più che il festival delle regioni è il festival delle divisioni. Ma assolutamente no, perché noi siamo compatti, votiamo tutta l'unanimità, da destra a sinistra, i governatori passando per il centro e per la Lega votano assolutamente all'unanimità. Abbiamo un bel spirito di squadra e quindi penso che questo l'abbiamo confermato. Non avete infatti mai visto dibattiti tra governatori. Un commento invece sulle parole del presidente Mattarella, ha parlato molto di autonomia e sanità. Beh, il Presidente Mattarella ci ricorda sempre l'articolo 5 della Costituzione che dice che l'Italia è una, indivisibile, che riconosce e promuove le autonomie puntini puntini. Questo per dire che il Presidente è giusto, diciamo, garante della Costituzione. Prova ne sia che, ricordo, l'ho ricordato anche ieri, la Corte Costituzionale si è espressa 3 volte con il nostro referendum nel 2015 dando ragione a noi. E dando ragione al governo sulla legge Calderoli non cassandola e poi cassando il referendum contro la legge Calderoli. Quindi penso che di dibattito giuridico rispetto alla Costituzione non lo dobbiamo più fare, adesso si faccia l'autonomia. Quella di oggi, come ha detto qualche leghista, quella della Meloni, è una malattia diplomatica. Ah no, guardi, non lo so dire, cioè, mi ha avvisato e stava attirato, probabilmente avrà avuto delle difficoltà, cioè, come capita a tutti noi, cioè, io non ne darei altri contenuti. Personalmente ho un ottimo rapporto con la Presidente Meloni, penso stia facendo un ottimo lavoro, in particolar modo... Siamo qua per caso. La rifacciamo tutta allora. Quella di oggi della Meloni è una malattia diplomatica, come ha detto qualche leghista. Ma no, guardi, il Presidente del Consiglio probabilmente ha avuto delle defiance dal punto di vista fisico, non lo so, immagino, ma non è un'assenza strategica. Aggiungo anche di più che io ho un ottimo rapporto con lei, siamo stati colleghi anche ministri assieme, so che sta facendo un grande lavoro, si sta impegnando, soprattutto sul fronte della politica estera. Noi abbiamo un momento di rinascimento come Italia che è unico, era anni che non si vedeva più l'Italia in prima fila come ora. Presidente, siamo all'ultima giornata del festival, che giornata sarà? Quali gli elementi più importanti nei tavoli, nei talk di oggi? Beh, avremo dei ministri, avremo il ministro Piantedosi, Zangrillo, insomma avremo molti ministri presenti, ci sarà ancora governo, ci sarà ancora discussione, ma soprattutto proattiva, costruttiva, non in contrapposizione con il governo, visto considerato che la conferenza delle regioni è sempre stata una realtà che ha portato, diciamo, le istanze del popolo e cercando di farle diventare poi esecutive da un punto di vista legislativo. Noi non siamo dei complicatori, siamo invece dei risolutori di problemi, lo abbiamo dimostrato ad esempio con il Covid, quando ci hanno dato da gestire il Covid e penso che tutti abbiano visto cosa abbiamo fatto come regioni. Presidente, come stiamo andando con le trattative per le materie non LEP? Ci sono... E tu hai questa? Sì. Mettiti qua, mettiti qua. Ce la fai? Fidati. Per chi intervisti? Sono di Piazza Pulita, le 7. Prego, prego, mettiti qua. Che dopo Formigli si incazza.
No, mettiti più qua, qua ci stai, poi qua. Ecco, stavo chiedendo Presidente, le trattative per la materia non LEP, ci sono appuntamenti, novità, come stanno procedendo? Beh, si sta andando avanti, intanto vorrei ricordare che i LEP compaiono nella Costituzione nel 2001 con la modifica della Costituzione. Non nascono per l'autonomia, ma nascono per combattere le disuguaglianze in un paese nel quale, l'ho detto anche il Presidente Mattarella pubblicamente, un bimbo in base a dove nasce sa che futuro avrà e sarà diverso dall'altro bimbo. È un paese nel quale ancora c'è qualcuno che è costretto a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione, quindi in un paese come questo la battaglia contro le disuguaglianze è fondamentale. Che poi ci sia questo abbinamento con l'autonomia differenziata è un fatto contestuale. È pur vero, comunque è pur vero che se non ci fosse l'autonomia comunque i LEP vanno definiti, è un fatto di civiltà e va riconosciuto a questo governo di averli inseriti in maniera obbligatoria nella finanziaria 2023 nel dicembre 2022. Ecco, ma per le materie non LEP, quelle che seguite voi come Ma le Veneto? 14 materie, le 9 materie non LEP sono materie sulle quali si può lavorare, tanto è vero che abbiamo iniziato a lavorare con il governo sulla prima materia che è la protezione civile, c'è già una bozza, adesso dovremo confrontarci. Noi riconosciamo il lavoro che ha fatto il governo, ma dall'altro vogliamo anche avviare questo percorso, quando dico noi Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto, veicolare questo percorso verso una intesa che sia solida già sulla prima materia. Senta, le dispiace che non ci sia Giorgia Meloni proprio? Ma guardi, capita, nel senso capita a volte anche a me, nel senso che non è che siamo fatti di ferro e non ci do altre letture, visto e considerato che conosco la Presidente Meloni e dopodiché avremo modo di parlare, cioè non è che viviamo in roulotte, no? Cioè, però poi ci incontreremo da qualche parte. È una coincidenza quella che sia arrivato questa cosiddetta proprio nel giorno in cui il governo ha impugnato la legge trentina che blocca il terzo mandato. Guardi, viene veloce una riflessione come questa e la posso comprendere, però io non faccio l'avvocato difensore di nessuno, però è pur vero che dell'impugnativa si sapeva, è pur vero che era iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ed è altrettanto vero che mi ha confermato fino all'ultimo che sarebbe venuta. Il fatto che poi ieri pomeriggio diceva non ce la faccio più, non riesco a venire, mi spiace, a me non sembra un alibi, visto e considerato che si sapeva che ci sarebbe stata l'impugnativa, quindi se avesse dovuto decidere di non venire per l'impugnativa avrebbe deciso prima. Che cosa ne pensa invece nel merito? Ma guardi, rispetto all'impugnativa le dico quello che penso e le rispondo con le parole della Corte Costituzionale, sentenza De Luca. La Corte dice che le regioni a statuto ordinario hanno un limite di mandati a 2, punto. Però le regioni a statuto speciale possono definire il loro numero di mandati. Questo lo scrive nella sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza rispetto alla legge Campana. Detto questo, a me sembra che questa impugnativa del governo sia temeraria, visto e considerato che poi ho dubbi che la Corte riesca a smentire se stessa, quindi la provincia autonoma di Trento è pur libera per legge, per Costituzione, di definire i suoi mandati. La Lega però si è opposta. Ha fatto bene. Però non c'è riuscita in realtà a opporsi davvero. Nella mia assemblea di condominio in 3 e ci sono 10 appartamenti, cioè decidono sempre gli altri 7 e funziona così. Noi non è che siamo maggioritari in Consiglio dei Ministri. La democrazia va anche rispettata a livello assembleare. Stamattina sui giornali abbiamo visto sia un'intervista del Ministro dell'Origine sia di Donzelli che aprono in realtà una discussione futura sui mandati. Se venisse da tutti i governatori sembra di capire questo tipo di istanza. Sembra tardiva come apertura? Guardi, non lo so, come si dice, tutto quello che non strozza in grasso si dice da qualche parte, nel senso che prendo atto, ma lo guardo anche in maniera asettica. Noi siamo programmati per le votazioni in autunno e non voglio neanche più entrare in questi dibattiti. Non è che rimando al mittente, cioè che sia chiaro, ho il massimo rispetto per la posizione del governo e anche quella dei nostri governatori che abbiamo reiterato in più occasioni. Però oggettivamente poi i cittadini sappiano che se non c'è nulla di nuovo sotto il sole, qui si va al voto in autunno, perché peraltro l'ha detto il Consiglio di Stato. Ma in autunno più verso settembre o più verso la fine di novembre? È più prima settembre o più fine settembre, non ve lo so dire, nel senso che noi abbiamo una finestra elettorale che ci permette di fare la prima convocazione il 21 settembre e la escluderei perché vorrebbe dire veramente portare l'affluenza alle urne veramente bassissima. Considerate che non abbiamo neanche l'election day, dopo 6 mesi andrà a votare il comune capoluogo, una roba veramente strana questa elezione. Non avete neanche il candidato? Finisco di rispondere prima domanda. E poi quindi scartando l'inizio di settembre si andrà a voto a ottobre, novembre. Non ho ben capito se c'è una proposta di election day per le 5 regioni alle regionali, quindi c'è tutto da capire. Sul candidato? Ma sul candidato non si sa dire nulla,
si incontreranno in segreteria e cercheremo di capire cosa vogliono fare. Dopo tutti mi chiedono ma lei cosa fa? Io dirò come la penso alla fine di tutto questo percorso.